Grazie a tutti e buongiorno. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato che non c'è salute senza salute mentale. Questo concetto, ovviamente, è più ampio rispetto alla pura assenza di una patologia psichiatrica, puntando su una condizione di benessere che richiede condizioni favorevoli in ambito sociale, economico e familiare. Questo definisce la salute mentale come dimensione centrale della salute dell'individuo, di cui ovviamente lo Stato e la Regione se ne deve far carico. A seguito della pandemia, anche in Veneto, vi è stata una enorme crescita esponenziale delle problematiche legate alla salute mentale. Nell'ultimo rapporto UNICEF del 2021 si rileva che un adolescente su 7 tra i 10 e i 19 anni convive con disturbo mentale diagnostico e per il 40% si tratta di ansia e depressione. Se voi vedete, basta vedere l'aumento degli esordi in Veneto dai 14 ai 24 anni. Se voi vedete, abbiamo diviso, ci sono i dati per ogni USL. 3.413 nel 2021 a fronte dei 2.233 esordi nel 2020. Quindi un aumento esponenziale di tutte le problematiche dei giovani, e ribadisco dai 14 ai 24 anni, che in Veneto ci sono state. Sapere a quale età inizia la malattia mentale è un'informazione molto importante per i clinici, per introdurre tempestivamente misure di prevenzione e interventi precoci. In Veneto il numero di esordi per pazienti di età compresa tra i 14 e i 24 è aumentato del 57%. Sono dati veramente rilevanti. Se voi vedete questa tabella, noi abbiamo per ogni ASL la mortalità per suicidi per ogni 100.000 residenti. Nel 2019 in Italia i casi di suicidio sono stati 4.042, tra cui 1.077 donne e 2.965 uomini. L'Istat riferisce che sui 4.000 suicidi l'anno registrati nel nostro paese, oltre il 5% è compiuto da ragazzi al di sotto dei 24 anni. Solo nel 2020, in piena pandemia, i minori di 14 anni ricoverati per disturbi mentali sono stati 1.842, di cui una piccola parte ricoverata nei reparti appositi. Insieme ai colleghi del gruppo del Partito Democratico, che ringrazio, e qua siamo della Commissione Sanità con Chiara Luisetto e Francesca Zottis, ho presentato una proposta di legge finalizzata all'istituzione del servizio di psicologia di base nella regione del Veneto. Il problema principale che abbiamo riscontrato in questi anni è la difficoltà di assicurare un'assistenza continuativa, pubblica e accessibile a tutti. Vogliamo intercettare la domanda di attenzione al benessere psicologico, che è sempre più forte anche nella nostra regione, e ne abbiamo visto i dati. L'accesso ai servizi, anche a quelli per la salute mentale, non può essere una qualcosa di straordinario, ma deve essere continuativo e garantito a tutti, indipendentemente dal reddito. Ed è per questo che siamo qua oggi a presentare questa proposta di legge, che è suddivisa in 6 articoli, di cui il primo, che ha finalità ed istituzione del servizio, che pone le basi normative e gli obiettivi dell'istituendo servizio da svolgersi da parte di psicologi liberi professionisti a rapporto convenzionale e finalizzato a coadiuvare l'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella prevenzione di un'ampia serie di disturbi mediante un intervento adeguato e precoce. All'articolo 2 si individua la garanzia del benessere psicologico come motore prima dell'azione del psicologo di base, nell'adempimento delle sue funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico. All'articolo 3 si disciplina l'istituzione e i rapporti per iscrizione degli elenchi degli psicologi di base da tenersi presso ciascuna USL. All'articolo 4 si prevede la collaborazione del psicologo di base con i comuni, con gli ambiti territoriali sociali, quando saranno istituiti, e con le strutture del distretto sanitario di appartenenza. All'articolo 5, che è una clausola valutativa,
prevede la predisposizione da parte della Giunta regionale di una relazione sui servizi di psicologia di base, a cadenza annuale, destinata alla commissione consiliare competente. Tale disposizione ha l'obiettivo di valutare annualmente lo stato dei servizi, avendo come specifici parametri la distribuzione territoriale dei servizi, il numero delle richieste, le modalità di organizzazione adottate. All'articolo 6, ovviamente l'investimento che noi prevediamo come base in 1 milione di euro. Io vi ringrazio di essere qua, ringrazio il dottor Luca Pezzulli, che è presidente dell'Ordine dei Psicologi del Veneto, e lascio la parola a Francesca Zottis. Grazie agli ospiti, grazie alla vicepresidente Anna Maria Bigon. Il progetto di legge che è stato adesso illustrato ha chiaramente lo scopo di affrontare quella che è una situazione, ce lo dicono i numeri, di disagio psicologico e psichico dilagante. Dico psicologico e psichico perché sono due fasi, alle volte sono proprio due cose completamente diverse, che avrebbero bisogno di quella che è la rete multiprofessionale di cui si parla spesso anche all'interno della nostra regione, e quindi con il progetto di legge vorremmo dare concretezza anche a quello che è il percorso della rete multiprofessionale, incardinandola proprio nel momento in cui stiamo andando a creare quelli che sono gli ambiti territoriali sociali, quindi la riorganizzazione di quelli che sono i servizi territoriali, quindi prevedere che comunque all'interno di questa rete, di questa organizzazione ci possa essere questa figura e che venga istituita, e dall'altro proprio in quello che è il dibattito delle case di comunità. Sentiamo parlare che ci deve essere la rete multiprofessionale, devono essere più professionisti che si prendono in carico la persona dal momento in cui nasce al momento in cui muore. È evidente che però bisogna cominciare a mettere dei nomi e dei cognomi all'interno di questa rete, all'interno dei professionisti che ci vogliono all'interno della casa di comunità. Crediamo che la figura dello psicologo di base sia fondamentale perché riesce a comunque farsi carico attraverso delle segnalazioni dei servizi sanitari, dei servizi territoriali, del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta, prima possibile di quelli che sono degli alert che spesso la persona non riesce magari a consapevolizzare fin dall'inizio. Se riusciamo ad individuare subito questi alert, è chiaro che possiamo gestire quello che è il disagio in modo molto più sano rispetto invece a farsene carico quando il disagio ormai è dilagato, sia in termini poi, se vogliamo, da un punto di vista di efficienza, quindi di risparmio per esempio da un punto di vista farmaceutico, sia chiaramente di quella che è la dignità della persona, che dovrebbe comunque essere sempre considerata a 360 gradi e vedere nella propria comunità una comunità di riferimento vera. Questo credo che sia un principio etico che vada ribadito, e nello psicologo di base noi vediamo proprio anche la risposta rispetto a questo aspetto. E ricordo infine che si tratta alla fine dell'istituzione di una figura che aveva visto nel 2015 una sperimentazione proprio dello psicologo di base, che poi però non si è più dato seguito a quella sperimentazione. Chiediamo che venga ripresa o che venga istituito. Chiaramente la sperimentazione può essere stata anche utile per capire quali sono gli elementi, diciamo, positivi, quelli da migliorare. Grazie. Grazie Francesca, lascio la parola alla collega Chiara Luisetto. Grazie, dicevano le colleghe giustamente, Anna Maria, prima firmataria di questo progetto di legge, che si muove da dei dati molto precisi, dati che sono stati citati e che ci mostrano la fotografia di un Veneto in cui in salute mentale si investe veramente troppo poco, soprattutto quando ad essere coinvolti, ad essere i protagonisti del disagio sono i minori. Abbiamo visto come la pandemia sia stata uno spartiacque e abbia accentuato le fragilità. È necessario cambiare passo, fare delle scelte anche come Regione del Veneto, proprio per capire quali siano gli ambiti in cui investire. Questa proposta di legge ricalca ampiamente, è coerente ampiamente con una proposta al vaglio nazionale della Commissione, una proposta unitaria che quindi supera gli schieramenti, cosa che ci auguriamo succeda anche a livello regionale, proprio perché riteniamo che questo sia un tema patrimonio
bisogno di tutti. Il benessere mentale rappresenta uno strumento di benessere per le comunità, per le fragilità. I turnover, lo abbiamo denunciato durante la discussione del bilancio di previsione, il turnover del personale, i tempi di attesa per le famiglie, per la presa in carico dei minori, spesso per le certificazioni, per la possibilità di avere un servizio, il numero di posti letto dedicati alla neuropsichiatria infantile, solo 12 in questa regione da dati IRES rispetto alla totalità di quelli programmati nella programmazione delle schede ospedaliere, rappresentano uno scoglio e anche come dire, il segno che serve più sensibilità, più attenzione, più presenza nei confronti di queste famiglie, di queste fragilità che rischiano di diventare solitudini. Questa proposta di legge molto concreta, molto precisa, ha l'obiettivo proprio di andare a scardinare un sistema silente e a dare voce e presenza a chi ha davvero bisogno di questi servizi. Non solo chi in un preciso momento, nel post pandemia, manifesta una fragilità, ma tutti coloro che per il proprio benessere, per la propria salute, chiedono di avere servizi precisi e chiari all'interno di approcci multidisciplinari, come abbiamo sentito. Grazie Chiara. Io chiamerei il dottor Luca Pezzullo e la collega capogruppo Vanessa Camani. Ecco, io lascerei al Presidente adesso la parola per un intervento, poi chiuderemo con Vanessa Camani, il nostro capogruppo. Per la collaborazione ringrazio tantissimo, per il sostegno e per quello che state facendo a favore del Veneto. Io credo che siete una figura veramente fondamentale, oggi più che mai, soprattutto per i nostri giovani. Ne parlavo e raccontavo prima che ieri ho fatto un incontro con dei medici, oggi in pensione, con cui stiamo così cercando di realizzare un progetto per la medicina territoriale, dove ovviamente lo psicologo di base dovrà essere la figura determinante. Perché mentre dal medico di famiglia gli assistiti spesso che si rivolgono sono gli over 60, 65, dallo psicologo ci va il 18enne, il 16enne, il giovane. Quindi una figura più che mai importante in questo momento, dove avete veramente il dovere di prendere in carico questi ragazzi e rimetterli nella società a pieno titolo. Grazie. Beh, grazie alla consigliere Bigon, grazie a chi ha presentato questa proposta di legge che noi come Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto sosteniamo fortemente e convintamente. La sosteniamo fortemente e convintamente anche rifacendomi ad alcune delle riflessioni che sono già emerse, tenendo conto che la consideriamo veramente una proposta di politica nel senso di polis, nel senso più profondo, apartitico, prepartitico, perché rappresenta il fondamento del vivere insieme, dello stare insieme. Il benessere psicologico rappresenta un fondamento del benessere sociale, del poter stare insieme e quindi una precondizione del nostro stare insieme, del nostro prenderci cura di noi. E il tema del Covid, del periodo del Covid ci ha messo davanti sicuramente a una contraddizione forte. Finalmente si poteva parlare di quelle che sono le fatiche invisibili, cioè quelle psicologiche, cosa che fino a qualche decennio fa era raro, era difficile che un ragazzo dicesse io ho un disagio psicologico ed esigo come mio diritto civile da cittadino che ci sia un modo di prendermene cura. Bene, adesso i ragazzi lo chiedono e abbiamo un dato che ci ha colpito moltissimo. Sapete, il bonus psicologo insomma è stato abbastanza noto, se ne è parlato parecchio. Il bonus psicologo ha potuto coprire appena il 10% delle richieste, ha coperto 40.000 cittadini in Italia, ma le richieste sono state quasi 500.000. Il che vuol dire che 500.000 di cittadini italiani, di cui 2/3 sotto i 35 anni, è un dato molto importante, hanno chiesto allo Stato un aiuto per prendersi cura di se stessi, del proprio benessere e della possibilità di riconoscere la legittimità della loro emotività, del loro mondo emotivo, sociale e relazionale come fondativo della loro salute. Questa è un'esigenza che è emersa fortemente dal Covid, non perché non esistesse prima, come è stato detto, ma perché a volte le emergenze ci permettono di dare parola e rendere mentalizzabile o condivisibile qualcosa che prima non lo era. Abbiamo bisogno in Italia di intervenire in maniera massiccia sulla prevenzione psicologica. Cito un dato generale: l'Italia ha una media di 5 psicologi operanti nei servizi di salute mentale ogni 100.000 abitanti. La media europea è di 20 psicologi ogni 100.000 abitanti. Il target europeo è di 40 psicologi ogni 100.000 abitanti. Noi ne abbiamo sotto i 5.
Allora, ogni forma di intervento che aiuti a rendere accessibile e trasparente sul territorio, come questo tipo di proposta che va a mettere nei distretti direttamente, focalizzandoli nei distretti in una logica di cure primarie, gli interventi psicologici, quindi più facilmente accessibili, più direttamente accessibili, è una iniziativa che va a costruire e alimentare generativamente un percorso di salute per la cittadinanza. Ogni tanto qualcuno, quando si parla di investimenti in psicologia, chiede possiamo permetterci di spenderli? Io di solito dico sempre possiamo permetterci di non spenderli, tenendo conto che in media tutti i dati internazionali ci indicano che €1 investito in prevenzione psicologica dei giovani ne genera 10 di risparmio sulla spesa pubblica nel giro degli anni successivi, in termini di riduzione degli impatti sulle spese educative, sociali, giudiziarie, sanitarie, di altra natura. Quindi la vera domanda è: potremmo permetterci di non farlo, di non investire? Ma più in generale, socialmente, possiamo permetterci di non investire nella nostra cura, nel nostro benessere e nel benessere delle famiglie? Questo è il grande dubbio, la grande domanda a cui questa proposta di legge cerca di rispondere in una maniera convincente, simile a quella che anche in altre regioni è stata già proposta come una misura che ha riscontrato un successo e un riscontro positivo, e quindi noi ci auspichiamo e faremo di tutto perché questo tipo di proposta possa essere conosciuta, andare avanti, avere gambe, perché sono gambe che servono a stare bene. Grazie veramente, grazie. Un investimento che torna più di qualsiasi altro investimento sui nostri ragazzi, per cui grazie mille. Io lascio la parola al nostro capogruppo Vanessa Cameri. Ringrazio ovviamente anche Andrea Zanoni che ha sottoscritto il progetto di legge insieme a Jonathan Montanarello, quindi tutto il gruppo l'ha sottoscritto. Apriremo ovviamente il sostegno, speriamo, da parte di tutti e che venga discusso il più presto possibile. Grazie. Prego. Sì, intanto sono io che ringrazio Anna Maria Bigon, vicepresidente della Commissione Sanità, per aver, diciamo, dall'inizio della legislatura posto al centro dell'interesse del Consiglio regionale e del nostro gruppo la questione della salute mentale. Lo ha fatto con la battaglia prima per avere luoghi idonei dove le persone potessero essere accolte per questo tipo di difficoltà, perché ci fosse il personale formato, perché a questa materia fosse dedicata la giusta attenzione e le giuste risorse. Quindi arriviamo con Anna a questo progetto di legge come un percorso iniziato che è partito da lontano e che oggi arriva a strutturarsi attorno a un progetto di legge che, lo dico a nome del gruppo del Partito Democratico, di cui noi chiederemo urgentemente la discussione in aula, perché ancora troppo spesso, ma il Presidente lo saprà meglio di me, il tema della salute mentale è un tema affrontato come stigma nel dibattito pubblico, mentre con la pandemia abbiamo, come dire, reso ormai condivisa la questione della salute fisica, per cui ad un certo punto, essendoci ritrovati tutti malati fisicamente, ci è sembrato che sia normale, ci sembra che sia normale parlare dei problemi fisici. Sulla salute mentale c'è ancora una preclusione molto grave e pesante da parte dell'opinione pubblica e anche da parte della politica. Invece con questo progetto di legge noi non vogliamo soltanto proporre l'istituzione di un servizio, vogliamo costruire le condizioni perché il tema della salute mentale sia al centro del dibattito pubblico e perché alla salute mentale sia riconosciuta piena dignità al tavolo dei problemi collegati alla salute e al benessere delle persone. Sembra quasi che se ti rompi una gamba e il diritto al gesso, se hai un problema psicologico in qualche modo ti puoi arrangiare. E questo sembra banale, ma invece è la premessa che noi vogliamo, come dire, contribuire a distrutturare anche con questo progetto di legge. E quindi perché crediamo appunto che il benessere di una persona passi attraverso la cura di tutti gli elementi che compongono appunto quella persona. Abbiamo visto come il bonus psicologico, che a me personalmente non ha entusiasmato sul piano dello strumento, perché sembrava quasi che ti do un premio, in realtà non so se abbia contribuito a svolgere questa funzione di cancellazione dello stigma, però insomma sicuramente è stato utile per mettere al centro quanto sia necessario il supporto psicologico in maniera diffusa nelle nostre società. E quindi però con questo progetto di legge noi partiamo dal bonus psicologo per ribaltare il paradigma.
e dire non è un premio, non è un meccanismo che tu puoi costruire per pochi fortunati, ma deve essere un servizio a cui devono avere diritto di accedere tutte le persone che pensano di avere questo tipo di necessità. E quindi è un cambiamento di sistema che noi vogliamo mettere in campo rispetto ad una questione, la salute mentale, che oggi, Anna citava il tema della pandemia e di come diciamo, questo fenomeno si è esploso, ma non è che si è inventato dopo la pandemia. Però diciamo che oggi non può sicuramente più essere trascurato. Fino a prima del Covid potevamo far finta che non esistesse, oggi i dati ci dimostrano, il faro si è acceso e noi non possiamo di fronte ad un faro acceso far finta che quel problema non esista. E quindi l'idea appunto di inserire il servizio di supporto psicologico dentro il sistema delle cure primarie è un passaggio fondamentale per perseguire quell'obiettivo di universalità delle cure che leggiamo scritto in tanti bei fogli a partire da quello della Carta Costituzionale, ma che poi fatichiamo ogni giorno di più a mettere in campo. E allora attraverso questa proposta di legge passa anche questa necessità che noi abbiamo, questa volontà di ribadire l'universalità delle cure e la parità di accesso che deve essere garantito a tutti, con un particolare attenzione alle giovani generazioni. Non perché i giovani abbiano più bisogno di altre categorie, ma è chiaro che in un'ottica di medicina preventiva l'intervento sui giovani oggi in ambito psicologico può essere rilevantissimo, come ci diceva prima, anche in termini di costo sociale, ma io direi anche in termini di benessere delle comunità, fondamentale, che ci può consentire non soltanto appunto di adempiere ai doveri costituzionali, ma anche di costruire le condizioni per delle società più giuste, più coese, più equilibrate, in cui tutti possono avere le pari opportunità. Ecco, quindi chiudo davvero ringraziando Anna Maria per il lavoro importante, la collaborazione con l'Ordine, perché è tutt'altro che scontato avere la capacità di mettersi a disposizione di questo tipo di iniziative, e l'impegno, ribadire l'impegno perché questo progetto di legge arriva quanto prima in aula e trovi le risorse che è giusto assegnare a questo progetto. Grazie. Bene, grazie a tutti. Se c'è qualche intervento, ma siamo nei tempi perché avevamo mezz'ora di tempo e siamo perfetti. Se non c'è altro, io vi ringrazio tutti. Grazie Vanessa, portiamolo in aula, vero? È compito anche tuo, soprattutto tuo. Ormai mi sono sbilanciata. Esatto, quindi ti diamo questo incarico come capogruppo. Bene, grazie a tutti e al prossimo progetto di legge.